quanto buio che c'è intorno a me, che acqua gelida qua, nessuno più mi saprà. Son caduto dalla nave, son caduto, mentre a bordo c'era pallona, su onda il mare mi porterà alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva onda, su onda mi sto allontanando ormai, la nave è una lucciola persa nel blu mai, mi salverò e intanto a bordo Sara, ti sei accorta? Tu stai danzando insieme a lui, ad occhi chiusi ti stringi a lui. Sa, ma non importa. Cambio di scena. Dal naso mi faria tanto. Salutiamo l'anniversario di Eva Elena e di Giuseppe e Maria. È discolo. Ma se non vai Voglio il taglio della sposati da poco. Quanti anni ha? Allora, è l'atmosfera giusta per raccontarvi la barzelletta. Allora, dopo aver celebrato i 40 anni di matrimonio, 42? allora gli sposi fanno una bella passeggiata lungo un romantico laghetto su un parco, no? La luna che si riflette sul laghetto. Il manina, allora lui gli dice: ti ricordi quante belle passeggiate quando eravamo fidanzati? Io dico: sì, mi ricordo che te ne potevi sempre su da Trio là, erano tanti baseni, insomma, tutte queste belle cose. Allora ritorna il romanticismo della giovinezza. Allora come fai? Ascoltami, se sempre avessi ora, magari che disegni. Allora svelti, si aspettano ad andare a casa una bella serata d'estate, in camera aprono le finestre e con il profumo dei fiori, dell'estate, insomma, lui si impegna con tutte le sue energie, dopo un quarto d'ora le ha tutte e allora disegna un nome, Ginetta, allora Ginetta, senti tu qualcosa, Dina, senti tu qualcosa? E si toglie, non fate sentire, perché mica di vicini ci piace. Me lo porto in tavola. Ma io ho cambiato. No. Sto arrivando tutti.
apri le mani. Dove abbiamo chiesto la carta? O pastine. Chi ho il tenore? Pastine è meglio. Ne avevano capito? No, da queste ma... Magari sarà duro perché le... Rimane qui dietro perciò non si vede. E neanche il portofino perché il portofino rimane là dietro. Non vedo. Io t'attenderò ogni sera, ma tu vieni, non aspettare ancora. Vieni adesso finché prima